Buonasera, buonasera a tutti per il primo appuntamento di Sardegna in Camera, una nuova rubrica creata dall'Associazione Sardegna Rossoblu con l'obiettivo di promuovere logicamente le aziende sarde nel mondo attraverso la collaborazione di enti pubblici e privati. In questo caso oggi abbiamo ospite la Camera di Commercio italiana per la Spagna, nella sede di Madrid. Faremo una bella chiacchierata con loro per conoscere il territorio, conoscere i servizi della Camera e soprattutto il progetto che grazie al patrocinio e al sostegno della Regione Sardegna attraverso l'assessorato al commercio e al turismo e l'assessore Gianni Chessa, ci troviamo a portare un po' in giro per l'Europa, ma anche per il mondo, perché poi andremo anche in Malesia, in Giappone e faremo un po' il giro del mondo. Il progetto è un progetto che sicuramente in questo periodo ha bisogno della partecipazione di tutti, perché noi vorremmo veramente che le aziende sarde si presentassero in massa attraverso i nostri sistemi, ma attraverso soprattutto la promozione e le camere di commercio un po' in tutti i mercati. Lavoreremo soprattutto sul mercato agroalimentare e non gastronomico e sul mercato del turismo. Quindi io direi di iniziare subito, faccio entrare Simone, quale rappresentante logicamente della Camera di Commercio italiana di Barcellona, sì, di Madrid, scusami. Quindi buonasera Simone, come va? Buonasera Alessandro, grazie per l'invito. Io sono Simone Ferrali, responsabile dell'Italian Desk della Camera di Commercio italiana per la Spagna di Madrid. Mi occupo di progetti a supporto di PMI italiane interessate ad entrare o a consolidarsi nel mercato spagnolo. Quindi siamo qua per presentare la Camera italiana a Madrid e il mercato spagnolo in generale. Bene Simone, non poteva essere altrimenti perché, come ti ho detto prima, io ormai sono, non dico mezzo, ma forse un quarto spagnolo, perché dal 99 ho delle attività commerciali a Barcellona, quindi ci tenevo particolarmente ad aprire con il mondo spagnolo, iberico. È la seconda Quindi, casa praticamente. sì, esatto. Quindi per me è un grande piacere averti qui in rappresentanza della Camera. Solo due parole per presentare velocemente il progetto che vede logicamente la collaborazione con vari enti pubblici e non solo le Camere di Commercio italiane all'estero, ma anche le agenzie ICE e gli enti nazionali del turismo, quindi l'ENIT. Avremo modo di conoscerli pian piano in diverse puntate. Questo sarà il primo passo per un lavoro che logicamente ci auguriamo di portare a gennaio e febbraio al concretizzarsi di incontri fra aziende sarde e potenziali acquirenti dei vari mercati esteri. Quello che noi faremo oggi è intanto conoscere il mercato spagnolo, conoscere i servizi delle Camere di Commercio e soprattutto darvi un po' un'idea di quello che è il progetto, che sicuramente può essere di grande interesse perché non presuppone grandi costi e grandi investimenti, e questo è al momento il punto, soprattutto per le aziende, fondamentale da affrontare. Quindi io, Simone, ti lascerei spazio per presentare logicamente intanto i servizi della Camera, la vostra attività, e poi riprendiamo più avanti il discorso. Va benissimo, allora attivo la presentazione. Funziona, si vede Alessandro? Perfettamente. Ok, perfetto. Allora, divido questa presentazione in due parti. Nella prima parte presenterò la Camera e i suoi principali servizi, e nella seconda parte invece passiamo al mercato spagnolo con un focus sul settore agroalimentare e i rapporti tra Spagna e Sardegna in particolare. Allora, la nostra Camera è un'associazione no profit mista pubblico-privato che opera in Spagna dal 1914, il cui obiettivo è quello di promuovere le relazioni commerciali e economiche tra Italia e Spagna, e è riconosciuta da entrambi gli stati ed è vincolata al Ministero per lo Sviluppo Economico italiano. Fa parte inoltre di Assocamera Estero, che è la patronale delle Camere di Commercio italiane all'estero, che conta con più di 24.000 imprese associate e sparse in 54 paesi. La nostra Camera ha sede a Madrid e delegazioni in 8 punti del territorio spagnolo, questo al fine di raccogliere opportunità di business dal territorio ed essere operativa su tutto il territorio spagnolo in generale, ed ha fra i propri soci 280 imprese che sono PMI e grandi imprese, tante italiane come spagnole, con interessi nei due mercati. E parlando dei nostri servizi, grazie ai nostri 10 dipartimenti riusciamo ad offrire alle aziende servizi diversificati e personalizzati
e che si possono raggruppare in 4 macro categorie che qua vediamo. Allora, la prima, quella dell'informazione, diamo informazioni macroeconomiche su 2 mercati con focus settoriali e bollettini periodici, oltre che notizie sull'attività camerale e sui progetti che portiamo avanti. La seconda macro categoria è quella dei servizi, quindi forniamo alle aziende un servizio di ricerca di agenti, partner, distributori, oltre che consulenza legale e fiscale ed assistenza in loco. La terza macro area è quella delle attività orientate al business, con organizzazione di eventi di presentazione di marche, di aziende o di servizi offerti dalle stesse, e con la partecipazione a fiere, in questo caso in Spagna, per esempio, per quanto riguarda l'interesse delle aziende italiane, in aree paese appunto che gestiamo noi, quindi in area Italia che gestiamo noi all'interno delle principali fiere in Spagna. Una macro area formazione che prevede appunto l'organizzazione di mobilità studenti con la gestione di stage nell'ambito del programma alternanza scuola-lavoro, oltre che la gestione di progetti europei in house. Mi soffermerei su un paio di progetti, insomma, che gestiamo e che possono essere di interesse per quanto riguarda le aziende dell'agroalimentare e del turismo sarde. Allora, il primo è un progetto di internazionalizzazione agroalimentare che come definito nella slide, innovativo ma già collaudato, nel senso che nelle ultime 2 annualità abbiamo collaborato con questo progetto con la Regione Calabria. È un progetto di internazionalizzazione per PMI dell'agroalimentare, al cui hanno partecipato 44 PMI calabresi, e che prevede un insieme organico di iniziative che vanno dalla promozione al commerciale, che permettono alle aziende che hanno partecipato di entrare e consolidarsi in pianta stabile nel mercato spagnolo. Assi di questo progetto erano la formazione previa delle PMI, dato che spesso e volentieri, essendo appunto piccole e medie imprese, non hanno la struttura per affrontare un processo di internazionalizzazione, motivo per il quale abbiamo fatto una sorta di formazione a queste imprese, in particolare in materia di etichettatura, normativa locale, export in generale, grazie alla previsione di una risorsa camerale, una risorsa umana della nostra Camera che ha agito da Temporary Export Manager. Un altro asse di questo progetto è la previsione di il lancio di un brand di progetto, in questo caso Rosso Calabria, dato che appunto il progetto era con la Regione Calabria, che permettesse ai consumatori locali di identificare i prodotti raggruppati sotto questo ombrello, diciamo, e la previsione di un gourmet store in pieno centro a Madrid, in un mercato storico di tendenza, dove appunto venivano promossi e venduti i prodotti delle 44 piccole e medie imprese che hanno partecipato al progetto. Questo, dopo mi soffermo un po' più sul tema, però per creare la domanda dal basso, ossia far sì che il consumatore conosca il prodotto e lo identifichi. E infine, altro asse del progetto era quello della previsione di un insieme di azioni commerciali rivolte a professionisti di settore, in modo tale che appunto prendessero in carico i prodotti e facessero sì quindi che questi prodotti non solo entrassero nel mercato spagnolo, ma si consolidassero in forma stabile. E mi soffermo un po' su perché questo progetto è considerato innovativo. È considerato innovativo perché ribalta un po' la piramide tradizionale dell'internazionalizzazione, nel senso che prima punta a creare la domanda dal basso e poi a trovare sbocco commerciale, perché normalmente i progetti di internazionalizzazione prima cercano sbocchi commerciali e conseguentemente creano la domanda dal basso, con il problema che il distributore non è molto propenso a prendersi in carico un prodotto non conosciuto sul mercato, e quindi dovrebbe portare avanti un'attività di promozione che su ristoratori o su clienti, che fa sì che il prezzo del prodotto vada a crescere, e quindi che il prodotto esca in comparativa sia molto più caro di prodotti sostitutivi, e quindi il prodotto sì può entrare nel mercato, ma non è difficile che si consolidi. In questo caso invece si crea la domanda dal basso, in modo tale che il distributore evita l'azione di promozione, dato che il prodotto è già conosciuto, e quindi sia più propenso a prenderlo in carico. Relativamente appunto a questo case history, i risultati raggiunti sono sicuramente buoni.
perché nonostante la fase Covid che ci ha preso, diciamo, a mezzo progetto, sono stati realizzati 7 ordini alle PMI calabresi coinvolti, quindi con una conseguente ricaduta commerciale immediata per le stesse. Sono stati realizzati 12 eventi di promozione direttamente nel Gourmet Store, con degustazioni, show cooking e masterclass dirette sia a consumatori, proprio per creare la domanda dal basso, come dicevo prima, sia rivolti a professionisti di settore, distributori, operatori della GDO, perché appunto conoscessero questi prodotti. Il brand è stato reso, il brand Rosso Calabria in questo caso è stato reso riconoscibile da parte dei consumatori spagnoli, e sono stati stipulati accordi di collaborazione con varie piattaforme di e-commerce che in questo momento sono fondamentali, soprattutto sono stati fondamentali nel periodo del lockdown, dove la gente o non poteva uscire oppure aveva paura, tra virgolette, ad uscire. Quindi con questi accordi con le piattaforme e-commerce abbiamo fatto sì che comunque sia i prodotti continuassero a girare nonostante il periodo di lockdown. Un'altra progettualità gestita dalla nostra Camera è Passione Italia, che è una sorta di festival d'Italia che è dedicata alla gastronomia, al turismo e alle eccellenze della cultura italiana in generale, che la nostra Camera organizza dal 2009. Nell'ultima edizione, che è stata quella del 2019, il 2020 purtroppo è saltata a causa dell'emergenza sanitaria, ma abbiamo avuto più di 55.000 persone nei 3 giorni di evento, quindi un progetto interessantissimo per le aziende che vogliono affermarsi in Spagna e che dal 2017 si realizza in formato itinerante, con la previsione di 2 appuntamenti annuali a Tenerife, nelle Isole Canarie. E dopo di ciò portiamo avanti varie altre progettualità, ovviamente, che sono per esempio la valorizzazione del prodotto italiano autentico nell'ambito di un progetto ministeriale. Organizziamo corsi di cucina proprio per la promozione dei prodotti delle aziende italiane che producono prodotti italiani di qualità, e svariate altre progettualità dedicate sia al turismo che all'agroalimentare. Questa è brevemente un po' la descrizione della nostra Camera e i nostri principali progetti. Dopo di ciò ti lascio la parola e dopo mi soffermo sul mercato locale e appunto sulle opportunità. Perfetto. Allora, io logicamente rimarco una cosa fondamentale, che ho perso un attimo. Simone, non sei più in video. Comunque io sulla presentazione che ha appena fatto Simone ci tengo, eccoti qua, ci tengo a sottolineare, adesso ti vediamo di nuovo, ci tengo a sottolineare quello che è stato proprio la presentazione che abbiamo parlato di Calabria, perché hanno intrapreso un'azione commerciale congiunta con Calabria, ma io ho avuto modo, insomma, di scambiare delle idee, delle opinioni anche con il nostro assessore, in questo caso Gianni Chessa, assessore al commercio e al turismo, e sono sicuro, Simone, che si possano valutare azioni anche con la regione Sardegna. Abbiamo tutto l'interesse a far sì che il prodotto Sardegna sia presente in Spagna, e non solo in Spagna, ma in questo caso in Spagna. Se lo facciamo anche con delle campagne di comunicazione che logicamente hanno una loro identità e quindi un loro brand, un loro modo di comunicare quello che è poi il valore Sardegna, sicuramente troveremo qualcosa in comune per poterlo fare, quindi di questo ne sono certo. Avremo modo di parlarne con le persone che hanno il potere decisionale in questo. Intanto ti ringrazio, perché sì, è stata una spiegazione abbastanza esaustiva, quindi le aziende che vedranno oggi la diretta, ma soprattutto le aziende che vedranno poi attraverso Sardegna Rosso Blu web TV, quindi YouTube e vari canali di Facebook, Instagram, eccetera, avranno modo di vedere questa nostra trasmissione e valutare i vantaggi che ci possono essere nell'aderire alle iniziative che stiamo mettendo in piedi insieme. Quindi è bene, ecco, che tu ci presenti un po' anche il mercato spagnolo per capire quelli che possono essere poi i punti di interesse per le aziende. Ok. Funziona? Mi confermi che funziona la presentazione? Funziona? Ci sei? Sì. Allora, andiamo a vedere perché è utile appunto per le aziende puntare sul mercato spagnolo, che come adesso vedremo è un mercato che è stato caratterizzato nel 2019 da una crescita del PIL di gran lunga superiore a quella della media dell'Unione Europea,
e perché è un partner commerciale estremamente importante per quanto riguarda l'Italia. Allora, qua una serie di informazioni sul mercato, sulla Spagna, che non sto neanche a commentare. Per quanto riguarda il quadro macroeconomico, appunto, la Spagna è la 13ª economia mondiale e nel 2019, come dicevo, ha visto il PIL crescere del 2% contro l'1,2% della media europea. È un mercato di 47 milioni di consumatori con un reddito pro capite medio-alto ed è l'11° paese che in termini di ricezione di investimenti stranieri diretti. Per quanto riguarda la struttura economica del paese, è un paese che vede la gran parte della propria economia composta da servizi, quasi 3/4 del PIL, seguiti dall'industria, dalle costruzioni e dall'agricoltura e dalla pesca. Spesso si dice che la Spagna è caratterizzata dalla presenza di un massiccio numero di multinazionali. Questo perché? Sostanzialmente per 3 ragioni. Allora, il primo, il costo non elevato di risorse umane qualificate rispetto alla media dei paesi dell'Unione Europea o dei paesi occidentali in generale. L'ottimo livello di infrastrutture, dato che la Spagna è dotata di una rete tanto ferroviaria come stradale molto sviluppata, e oltre che alla presenza appunto di vie marittime e vie aeree. Basti pensare che l'aeroporto di Madrid è l'hub di riferimento per quanto riguarda il traffico aereo con il Sud America. E proprio questa considerazione porta a dire che la Spagna giochi un ruolo strategico per quanto riguarda gli investimenti nei mercati sudamericano e nordafricano, grazie appunto in parte alla presenza, alla posizione geografica, e in parte grazie appunto a queste infrastrutture che permettono un rapido e semplice collegamento con i paesi sudamericani e con il Nord Africa. E l'Italia, come dicevo, è un partner importante per quanto riguarda la Spagna in termini di interscambio, è infatti il 3° cliente e il 4° fornitore della Spagna. Adesso in termini di valore economico i principali prodotti che l'Italia esporta in Spagna sono automobili, prodotti chimici, macchinari e componentistica in generale, ma anno dopo anno sta crescendo sempre di più l'export italiano in Spagna di prodotti agroalimentari. Questo è un'evoluzione dell'interscambio tra Italia e Spagna. Se guardiamo tra il 2008 e il 2019 si è assottigliata, diciamo, la differenza tra l'export spagnolo e la bilancia commerciale, diciamo così. Questo perché gli imprenditori spagnoli, con la crisi economica subita dal 2009 in poi, hanno cercato sbocchi commerciali fuori dal proprio paese. Ecco la spiegazione del ridursi della bilancia commerciale. Dicevo, sta crescendo sempre di più l'export italiano in Spagna di prodotti agroalimentari in un settore in cui in Spagna gioca un ruolo estremamente rilevante. Prova ne sia che il settore agroalimentare spagnolo produce il 5,4% del PIL, o meglio, scusate, il settore agroalimentare produce il 5,4% del PIL spagnolo, con un totale di 61 miliardi, dati del 2019. Rappresenta inoltre l'11,5% del fatturato totale europeo dell'agroalimentare ed è il 5° paese in questi termini, dietro appunto a Germania, Francia, Italia e Regno Unito. Il contesto è caratterizzato in parte come in Italia da piccole e medie imprese, ma addirittura da micro PMI, e il canale distributivo che si sviluppa principalmente è attraverso la grande distribuzione. Relativamente all'export di prodotti agroalimentari italiani in Spagna, l'export di prodotti agroalimentari italiani sta crescendo di anno in anno, si parla appunto di una crescita, anzi si è verificata una crescita del 24% negli ultimi 5 anni, e l'Italia risulta essere il 6° paese fornitore per quanto riguarda appunto i prodotti agroalimentari per la Spagna. I principali prodotti importati dall'Italia per quanto riguarda la Spagna sono latticini, paste alimentari, prodotti da forno, e questa tendenza alla crescita è dovuta in parte ovviamente all'accettazione della marca Italia in generale in Spagna, e soprattutto per quanto riguarda i prodotti agroalimentari, e in parte anche per l'incremento o meglio, questa è una conseguenza ovviamente, l'incremento dei ristoranti italiani, punti vendita gourmet dedicati esclusivamente a prodotti italiani e catene di ristorazione di ispirazione italiana in generale. E questo appunto fa
fa capire l'accettazione dei prodotti agroalimentari italiani in Spagna e spiega questa crescita delle importazioni spagnole di prodotti agroalimentari italiani. Soffermandoci un attimo sulle relazioni con la Sardegna, negli ultimi anni, grazie anche alla presenza di questi punti vendita gourmet esclusivamente dedicati alla vendita di prodotti italiani, si è visto entrare nel mercato spagnolo una serie di prodotti agroalimentari sardi, in particolare formaggi insaccati, ma non solo, e c'è attenzione anche verso la Sardegna in quanto destinazione turistica. Prova ne sia che varie compagnie aeree, tra cui Ryanair, Vueling, Iberia, hanno attivato una serie di collegamenti aerei con la Sardegna. Nella fase pre-Covid, diciamo, le principali città spagnole, che sono Madrid, Siviglia, Valencia e Barcellona, prevedevano collegamenti con la Sardegna, quindi segno che l'interesse del pubblico spagnolo verso la destinazione turistica Sardegna non solo è presente, ma è forte. Questo è un po' il quadro generale. Non so, Alessandro, se hai domande, che sono a tua completa disposizione. Non ti sento. Non senti perché avevo il microfono chiuso. Adesso mi senti. Dicevo, sì, ti faccio qualche domanda perché così approfondiamo, soprattutto per i temi che possono interessare alle aziende sarde. Tu hai evidenziato giustamente il discorso dell'esportazione di quelli che sono latticini, formaggi, eccetera. Prima parlavamo fuori onda anche del discorso vitivinicolo, che comunque sia, nonostante sia un prodotto in forte concorrenza col prodotto spagnolo, che insomma sappiamo che i vini spagnoli sono abbastanza quotati, nonostante questo c'è un settore di vini sardi che hanno comunque un importante spazio anche in Spagna, sia perché ci sono tanti ristoranti, non solo italiani, ma tanti ristoranti sardi, ce ne sono proprio tanti, ma anche perché, come giustamente stavamo valutando prima, ci sono tanti, anche grandi distribuzioni, eccetera, che hanno creato degli spazi gourmet e quindi hanno la possibilità di offrire un certo tipo di prodotto, che è un po' quello che noi come Associazione Sardegna Rosso Blu stiamo cercando di promuovere. Purtroppo la Sardegna ha una produzione molto limitata, non andrà mai a soddisfare le grandi richieste dei mercati di Spagna, Gran Bretagna, America, eccetera. Però possiamo far sì che prodotti di qualità di un certo livello possano essere presenti in una serie di postazioni, quindi di gourmet, grandi distribuzioni, ristoranti di un livello, diciamo, medio-alto. Quindi quello che tu hai precisato mi fa piacere, nel senso che è importante. No, esattamente. Diciamo che i limiti di produzione ai limiti di produzione delle aziende vengono un po' incontro questi negozi gourmet che comprando quantitativi minori rispetto alla GDO fanno sì che quindi facciano da vetrina e da sbocco commerciale proprio per questi prodotti, che comunque sia proprio per l'artigianalità del prodotto e la qualità del prodotto non riuscirebbero ad entrare, diciamo, nella GDO proprio per ragioni di quantitativi, di limiti di produzione, ecco. Quindi la presenza massiccia di questi gourmet store che stanno nascendo e stanno crescendo sempre più, soprattutto nelle grandi città, nella zona costiera del sud della Spagna e in generale comunque in tutto il paese, vengono proprio incontro a queste aziende che hanno limiti produttivi ma producono un prodotto di alta qualità. Sì, assolutamente. Poi per logicamente continuare un po' e poi chiudiamo il discorso agroalimentare o vitivinicolo, enogastronomico, come lo vogliamo chiamare, probabilmente c'è anche una, tra virgolette, maggior tranquillità nell'esportare in un paese che è molto simile all'Italia, che comunque diciamo è più facile da gestire anche a livello burocratico e fiscale probabilmente, che andare in Asia, che andare in paesi importanti ma con delle complessità non da poco. Ecco, in questo la Camera di Commercio logicamente garantisce una certa assistenza. No, esattamente. Allora, guarda, ovviamente la Spagna è un paese da un certo punto di vista molto simile all'Italia, proprio per quello che ci dicevamo fuori onda, ossia che comunque è un paese a dieta mediterranea, motivo per il quale i benefici di un certo tipo di prodotto piuttosto che un altro non debbono essere spiegati. Inoltre c'è forte accettazione della marca Italia, appunto, questo perché lo spagnolo in generale accetta la marca Italia, lo spagnolo in generale, dato che è una democrazia recente, diciamo,
con l'inizio degli anni '80 lo spagnolo esce dalla Spagna, viaggia e si incuriosisce a un'altra cultura gastronomica, eccetera, eccetera, quindi è di per sé molto più aperto mentalmente e è disposto ad accettare vari tipi. Che è successo? Ah, okay. Niente, ho messo una condivisione. Vai. Vari tipi di prodotti diversi rispetto a quelli della cultura gastronomica spagnola in generale. E poi appunto, come dicevo, è un paese a dieta mediterranea, quindi è tutto più semplice. Per quanto riguarda l'entrata nel mercato, è vero che è un paese simile, ma è anche vero che non è l'Italia. Quindi l'errore che spesso fanno le aziende è catapultarsi nel mercato spagnolo pensando di essere in un'altra regione d'Italia, in realtà non è così. E per questo appunto serve la Camera di Commercio che assiste le aziende conoscendo bene il mercato, sa come approcciarsi ai vari distributori, sa come proporre il prodotto e via dicendo. Quindi questo è un errore che spesso le aziende fanno e conseguentemente però spesso e volentieri fanno un buco nell'acqua, ecco, perché sono mercati simili ma non identici. Sì, condivido. Allora io, se riesco, metto una condivisione, vediamo un attimo, e quindi passiamo alla parte concreta che insieme alla Camera di Commercio italiana per la Spagna, e quindi in questo caso rappresentata oggi più che bene, andiamo a iniziare un percorso che è praticamente semplicissimo per le aziende sarde. Allora, il problema delle aziende sarde, logicamente, è uno solo. L'esportazione comporta una serie di, diciamo così, di fattori che comunque hanno bisogno di una certa preparazione. Può essere la cosa più semplice della lingua, quindi la comunicazione, quindi poter parlare un inglese, uno spagnolo, comunque poter comunicare in modo tranquillo con gli interlocutori, quindi potenziali clienti. Con la conoscenza di quelle che sono le materie fiscali, burocratiche che tu hai accennato, e quindi ecco perché noi ci appoggiamo assolutamente agli enti pubblici, fra questi la Camera di Commercio italiana all'estero. Però soprattutto quello che noi abbiamo notato, noi come associazione Sardinia Rosso Blu, e quindi per promuovere le aziende, c'è bisogno anche di una certa unione per presentare un prodotto uniforme, cioè la presentazione di una pagina web che abbia comunque una serie di requisiti importanti, un rappresentante dell'azienda che comunque possa dialogare con le aziende estere attraverso magari il sostegno, l'interpretariato della nostra associazione o della Camera di Commercio. E da qui abbiamo cercato di fare un programma semplice, che è quello di suddividere in 8 incontri, chiamiamoli B2B per capirci, con differenti mercati e differenti prodotti. Quindi da quello più semplice del B2B online dei vini e liquori, dove saranno presenti le aziende sarde, vitivinicole o distillerie, comunque quindi il classico Mirto o il Fileverro, quindi la grappa sarda, che si presenteranno ai mercati che noi abbiamo selezionato in questo caso qua. Quindi andremo da quello alimentare, che è il caseario e salumi, e poi passeremo direttamente al turismo. Turismo addirittura proponiamo 6 incontri che sono stati suddivisi, diciamo, per tematiche di turismo. Quindi avremo un turismo culturale, avremo un turismo enogastronomico, un turismo attivo, insomma ci sarà logicamente la possibilità per ogni azienda sarda di inserirsi in un mercato ben chiaro e preciso. Questo l'abbiamo fatto per non far perdere tempo né alle aziende sarde né ai potenziali buyer stranieri. Quindi lavoreremo con 4 massimo aziende sarde che si presenteranno a selezionati buyer stranieri, che possono essere un minimo 4 e massimo 6. Questo per far capire il progetto. Non andiamo a fare grandi numeri di appuntamenti, andiamo a fare appuntamenti selezionati in base alle schede e alle adesioni che ci vengono date, quindi ai profili delle aziende sarde. E su questo lavoreremo, faremo un lavoro di segretariato, di selezione, diciamo così, di scrematura, per evitare perdite di tempo alle aziende sarde che vorranno logicamente andare subito al sodo, cioè poter vendere il loro prodotto. Questo in grandi linee è l'obiettivo di questo progetto qua. La Camera di Commercio italiana in Spagna in questo ci darà una grande mano, perché logicamente hanno già la possibilità di selezionare in buyer in base ai profili e quello che noi o le singole aziende desiderano. Quindi io mi auguro poter fare il tutto, diciamo, noi abbiamo preventivato gennaio-febbraio i primi B2B online. Abbiamo un mese e mezzo di lavoro sia per le aziende sarde sia per la Camera di Commercio e i buyer stranieri per poter organizzare un'agenda importante. Quindi purtroppo non possiamo fare gli appuntamenti fisici, li lasciamo
in data futura, ci auguriamo a maggio o a giugno 2021, per organizzare workshop o dei fan trip o degli inviti qua in Sardegna, insomma, agli operatori e ai vari stranieri. Quindi io mi sa, Simone, che più o meno ho detto tutto. Questo video che noi oggi abbiamo mandato in diretta, logicamente girerà per tutti i social e anche attraverso la newsletter che noi manderemo alle varie associazioni di categoria, e inizieremo il lavoro già da domani per reperire aziende sarde che desiderano proporsi al mercato spagnolo. Quindi passeremo poi la palla a voi della Camera di Commercio. E troveremo professionisti per le aziende sarde. Esattamente, quindi cercheremo di fare questo lavoro. Non so se tu vuoi aggiungere qualcosa, vuoi no, guarda, solo dirti che sono a disposizione e che eventualmente ti passo la presentazione nel caso in cui siano interessate le aziende che, insomma, che te la richiederanno, ok? Perfetto. Grazie. Allora ti ringrazio, salutiamo, abbiamo fatto una bella mezz'oretta di chiacchierata. Ti ringrazio ancora, Simone, ci vediamo presto e lavoriamo per tutti. Ok? Ciao a tutti. Grazie mille, ciao a te, ciao. Bene, grazie a tutti. Chiudiamo e ci diamo appuntamento al 12 di novembre. Ospiteremo la Camera di Commercio italiana della Repubblica Ceca, quindi l'ufficio di Praga. Avremo la possibilità di presentare il mercato della Repubblica Ceca, capire se le aziende sarde potranno presentarsi e in che termini e con quali possibilità commerciali al mercato ceco. Dopodiché proseguiremo con altre Camere di Commercio, avremo anche la Malesia, che fra l'altro si è proposta con un programma interessante per quanto riguarda l'enogastronomia, quindi soprattutto vitivinicolo più per l'enogastronomia. Quindi vi diamo appuntamento al giorno 12, quindi dopodomani, giovedì, con la Camera di Commercio italiana di Praga, quindi dalla Repubblica Ceca. Grazie a tutti per averci ascoltato e ci vediamo presto. Buona serata.